Con Alberto Rigo, ecco, Scandiano non aveva mai perso, squadra ancora imbattuta, avete imposto il vostro gioco e avete vinto veramente con merito. Sì, grazie intanto per i complimenti. Loro finora avevano fatto un gran campionato, hanno un pareggio col Novara, il resto tutte vittorie. Sono una buona squadra, sbagliano poco. Noi dovevamo venire qua, dovevamo cominciare a rubare punti per raggiungerli, sono ancora davanti loro, adesso hanno 3 punti più di noi, però c'è tutto il ritorno, noi puntiamo a vincerle tutte e vediamo come andrà a finire. Avete ottime potenzialità, ci sono tante squadre di livello, un campionato bello e avvincente e voi sicuramente avete l'obiettivo di vincere come tutte le altre. Come lo vedi questo campionato anche con le altre squadre? È un campionato molto equilibrato, si può vincere e perdere ogni partita. Secondo me dà spettacolo, è uno spettacolo soprattutto per chi viene a vedere, per chi è sugli spalti, perché ogni partita è imprevedibile. Oggi noi obiettivamente venivamo qua fuori casa, non eravamo sicuramente i favoriti e abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Poteva finire diversamente, come quando Scandiano è venuto in casa nostra, hanno vinto loro. Quindi è tutto da vedere partita per partita e secondo me ne giova lo spettacolo e questo sport soprattutto. Settimana prossima appunto sarete voi i favoriti contro il Montecchio e qui il pericolo è nella testa. Bisogna entrare in pista concentrati, non sottovalutare l'avversario. Il Montecchio comunque non è una squadra da sottovalutare, ha dei buoni giocatori, può essere pericoloso. Ha vinto col Braganza, mi pare, che è una buona squadra giovane ma buona. Quindi non è sicuramente da sottovalutare, ma da entrare in pista, giocare concentrati, senza sbavature e fare la nostra partita. Grazie ancora, complimenti. Grazie.